Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina una violenta scossa ha fatto tremare la terra nella prima mattinata di oggi, venerdì 1 novembre, quindi una scossa abbastanza pesante di 5,2 che è stata localizzata più o meno a 3 km a nord-est del villaggio di Devas Miras, vicino alla città Avvogatella di Corca, quindi in Albania, ragazzi, non lontano dalla Grecia e Macedonia. Mentre l'ipocentro, ragazzi, ciao Jasmine, è stato localizzato a una profondità di circa 25 km, quindi ha sorpreso tante persone alle ore 6:25 della mattina, quindi sono tutti scappati in strada dalla paura, ragazzi, perché ha tremato davvero tutti, quindi panico e paura tra i residenti, quindi tutti sono scappati. Ciao Lupus, sono scappati in strada impauriti, quindi secondo i media locali fortunatamente ci sono solo danni a edifici, quindi solo a cose materiali, quindi purtroppo ad essere... No, qua stiamo sui 14-15 gradi, nulla normale. Quindi ragazzi, ad essere colpite sarebbero state alcune case, quelle lì più vecchie della città e dei villaggi, diciamo, prossimi all'epicentro. Quindi è in corso ancora un sacco di verifiche in tutte le località interessate, però non c'è ancora un bilancio, diciamo, ufficiale. Quindi tanta la paura purtroppo perché a quell'ora dormevano tutti. Sì, sì, per fortuna non si parla di persone, si parla di danni materiali, quindi in effetti case, strutture, questo qua sì, in effetti queste qua ci sono molti edifici che hanno delle crepe, quindi perlomeno fino adesso si parla di danni materiali, quindi non si registrano danni alle persone, quindi solo danni a strutture pubbliche, scuole, case, però adesso stanno facendo una verifica generale, quindi ciao Loredana, grazie. Quindi diciamo che è stata una bella botta, ragazzi. Poi nel cuore della mattina, lascio immaginare, è stata registrata alle ore 6:25 locali, quindi diciamo ha sorpreso tutti nel letto in effetti, quindi è stato diciamo avvertito dalla popolazione in moltissime città, quindi Devol, Colonia, Basan e giustamente anche la capitale Tirana, ma si dice che addirittura alcune città di confine della Grecia e della Macedonia, quindi pensate un poco, si è sentito anche al confine con queste due nazioni, quindi ha causato diversi danni a strutture ed edifici della zona, quindi eh sì, penso proprio di sì, questi si sono registrati, si sono alzati con una paura, sai come ballavano sicuramente. Poi 5,2, 25 km, come sempre dico io, è poca profondità, quindi si sente di più. Quindi immaginate se era a 10 km la profondità, cadevano molte case, quindi vecchie strutture sarebbero crollate davvero tutte, quindi già a 25 km ha fatto tutti questi danni, figuriamoci se era meno profondo, quindi già se era 10 km, no, no, ma sarebbe stato proprio, diciamo, distruttivo quasi, quindi le case, quelle là più, diciamo, vecchiarelle, come dico io, sono state colpite, diciamo, da questo terremoto, si sono avuto, diciamo, delle crepe interne, quindi penso che da come dicono le abbatteranno perché sicuramente non si possono riparare, anche perché sono state, erano proprio le case più vecchie della città, diciamo, e dei villaggi, quindi credo che molte case andranno giù. Quindi ci sono anche però, diciamo, strutture ed edifici della zona, tipo scuole, e stanno adesso verificando una per vedere se ci sono danni a queste strutture pubbliche e private. Quindi diciamo che ci vorranno almeno 3-4 giorni per ripristinare un po' la situazione. L'importante ragazzi è che non ci siano morti quindi, né feriti, quindi si parla solo di
danni a livello, ciao, solo a livello di strutture, quindi sì, sì, Jasmine, sì, lo so, il Tirreno specialmente ultimamente, come ho detto io, sta ogni volta un terremoto nel Tirreno, quindi ma al minimo ce ne stanno una decina al giorno, come dico sempre io, non esagerate. In Albania è successo questo qui, di 6 alle 6:25 diciamo ora locale, magnitudo 5.2 in Albania. Quindi è stato stamattina presto, quindi sono state proprio svegliate le persone da questa grande scossa. Vabbè, dipende, in Umbria in effetti ci sta sempre il terremoto, al nord non tanto, sì, questo è vero, però diciamo già dal centro fino al Basso Tirreno, ultimamente il Basso Tirreno ce ne stanno proprio un sacco, quindi a certe volte ho fatto dei video proprio dove dico ma come mai ci sono tutti questi terremoti proprio nel Basso Tirreno, quindi proprio di fronte alla, diciamo, alla Calabria, sì, in effetti è proprio lì che dove lì ci sta il Marsili, come sappiamo, quel vulcano sottomarino gigantesco che pure fa paura, quindi in caso di eruzione di quello lì, tutte le coste campane, calabrese, siciliane e anche forse laziali verranno, diciamo, un po' distrutte. Quindi bisogna fare attenzione al Marsile perché il Marsile è vero che sta sott'acqua, ma è pur vero che se fuori, come dico io in napoletano, quello fa un casino davvero eccezionale su tutte le coste, quindi Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. E secondo me pure, diciamo, pure la Sardegna, secondo me, perché penso che poi lo tsunami si propaga, diciamo, in tutti i sensi, quindi penso pure le coste della Sardegna, credo, Quindi credo che fino a Lazio, fino a Roma arriverebbe tranquillamente. Diciamo che la peggio parte l'avrebbe Calabria e Campania e Sicilia. Quindi poi Lazio così così e la Sardegna credo lo stesso perché in effetti si propaga pure dall'altro lato, quindi le onde si propagano in tutti i sensi. Sì, sì, Maria, sì, comunque è così ragazzi. Vabbè ragazzi, io vi lascio, ci sentiamo dopo. Se ci saranno altri, diciamo, aggiornamenti, per ora non ci sono feriti, non ci sono morti, quindi solo case e strutture, perlomeno fino a adesso. Se poi stasera uscirà qualche altro aggiornamento, vabbè, faccio l'aggiornamento ragazzi, quindi per ora solo diciamo strutture e case, quindi non ci sono feriti fortunatamente, non ci sono morti. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito. Ciao Letizia, ciao Avvocatella, ciao Giasmini, ciao a tutti.